Gloria al Signore. Matteo, capitolo 13, dal verso 53 fino al verso 58. Matteo, capitolo 13, dal verso 53 al verso 58. Gloria al Signore. Alleluia. Amen. Signore sia lodato, vi ringrazio per esservi alzati in piedi, onoriamo la parola di Dio. Così troviamo scritto: quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là, recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Proprio il versetto 58 è il versetto dove desidero soffermarmi. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Non è scritto che non ha operato nessuna opera potente, non ha fatto miracoli, ma è scritto non fece molte opere potenti. Mi fa capire, credo ci faccia capire, che Gesù a Nazareth, in quel contesto, in quel periodo, in quel momento, quella visita a Nazareth poteva operare molto, molto e molto di più. Ma fece poco, e non sappiamo quant'era poco, queste opere, questi miracoli che ha compiuto, ma qualcosa ha fatto, ma c'era qualcosa che fermava il suo operare. Ed era l'incredulità che ha trovato a casa sua. Gesù andava in ogni villaggio, si spostava per predicare, per guarire. E un giorno decise di andare anche a Nazareth, tornare a Nazareth. E il suo ministero era iniziato. E recandosi nella sua patria, come abbiamo letto, Gesù era di Nazareth, e insegnava nella loro sinagoga. Cosa fece a Nazareth? Entrò in chiesa e si mise a insegnare, a predicare la parola del Signore, suscitando a Nazareth, nella città di Nazareth, questa meraviglia. Ma questo che noi abbiamo visto crescere, questo Gesù, da dove gli vengono tutta questa sapienza? Chi l'avrebbe mai detto che avrebbe predicato in sinagoga? L'abbiamo visto crescere, ma non è figlio del falegname, non è figlio di Maria, conosciamo la famiglia, no? Qui scopriamo anche in questo testo che aveva dei fratelli Gesù e anche delle sorelle, è vero? Uno, Giuda, e l'altro Giacomo, hanno servito poi il Signore. Alleluia. Di Simone non abbiamo notizie, ma Giacomo è stato il pastore di Gerusalemme. Giuda, abbiamo l'epistola che ha scritto, un solo capitolo, quella lettera, no? Che difende la fede, combattere la fede per la fede, che è stata una volta insegnata ai santi, no? Gloria al Signore. Quindi qui scopriamo che Gesù aveva fratelli e sorelle, quindi le persone pensavano: ma questo da dove viene tutta questa conoscenza di Dio? Questa conoscenza di Dio gli derivava dal fatto che lui è Dio. Amen. È Dio fatto uomo, quindi
sapeva bene chi era, sapeva bene di cosa parlava. Gloria al Signore. Fa strano che le persone, invece di aprirsi, mettono davanti questa incredulità davanti a Gesù. E Gesù sapeva quello che pensavano, tanto che poi ha detto: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. Sapeva che avrebbe trovato opposizione, forse disprezzo, incredulità, ma non per questo lasciò stare Nazaret. Lo stesso volle andare a visitare Nazaret. E proprio in questo suo volere comunque andare a Nazaret vediamo il suo amore, anche per questa città dove era cresciuto, Nazaret. E tante persone con le quali aveva forse parlato, che poi non hanno creduto in lui, ma comunque c'era la sua presenza. E riflettendo un po' su questo che abbiamo letto, veramente penso a quanto sia terribile l'incredulità, sia qualcosa veramente noi siamo chiamati a combattere l'incredulità non solo del mondo, continuando a predicare Gesù, ma anche talvolta l'incredulità che è ancora dentro di noi. Perché dico questo? Perché potremmo vedere molto e molto di più della gloria di Dio. E invece sembra che la Chiesa oggi si accontenti, ed è sbagliato accontentarsi. Ci basta sentire quella presenza del Signore così in modo superficiale quando andiamo al culto. Ma c'è molto di più. C'è molto di più. Di sentire la presenza del Signore, sì, è qualcosa di meraviglioso. Tocca una parte interiore di noi, indubbiamente possiamo dire: qui c'è la presenza del Signore. Però se potessimo vincere quell'incredulità che ancora è radicata dentro di noi, potremmo vedere tante e tante guarigioni. Potremmo vedere tanti e tanti miracoli di salvezza. Potremmo ancora assistere ad ogni culto, battesimi nello Spirito Santo. Potremmo ancora vedere i nostri giovani essere toccati dalla grazia di Dio, dall'amore di Dio. Alleluia. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Operò qualcosa la fece il Signore, perché il Signore fa sempre qualcosa. E io credo che ogni volta che ci raduniamo, il Signore fa sempre qualcosa. Forse non cose eclatanti come immaginiamo da un punto di vista umano, ma certamente qualcosa fa il Signore. E io credo che ogni volta che poi usciamo dal locale di culto non usciamo come quando siamo entrati, vero? Qualcosa ce la dà il Signore. E anche in questa sera il Signore ci darà qualcosa. Solo vogliamo avere l'ardire di poter chiedere al Signore: Signore, dammi ancora di più. Fa che io possa vincere questo mio limite umano che mi porta più vicino all'incredulità che alla fede. È vero? Qual è l'opposto della fede? L'incredulità. Per fede vogliamo vincere l'incredulità. Amen. Diamo di più verso la fede, andiamo di più verso la fede e ci allontaneremo di più verso l'incredulità. Amen. Gloria al Signore. Certamente posso dire che Nazaret è stata comunque benedetta. Forse non come gli altri luoghi dove è stato Gesù, ma comunque è stata benedetta Nazaret. Innanzitutto perché per 30 anni Gesù è stato lì, vero? Alleluia.
poi ha lasciato la sua casa, i suoi fratelli, si è dedicato al compito che aveva ricevuto, che il Padre gli aveva dato. Alleluia. E poi era tornato a Nazareth. Gloria al Signore. Ci sono alcuni versi che voglio leggere. In Matteo capitolo 18, versetto 19 e 20, c'è un'affermazione che fa Gesù. È un'affermazione che chiede fede. E in verità vi dico anche, se 2 di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Amen. Amen? Amen. Cosa vuol dire questo? Che 2 persone si accordano, si mettono d'accordo per pregare, per chiedere qualcosa al Signore. La parola di Dio ci dice, qui Gesù che parla, dice il Padre mio che è nei cieli vi concederà quanto chiedete, se 2 di voi si accordano sulla terra per domandare una cosa qualsiasi. Ora questa affermazione chiede fede, richiede fede, non incredulità. Questa sera siamo più di 2. O no? Ci possiamo accordare per chiedere qualcosa al Signore? Abbiamo fede per ricevere quanto è scritto nella parola di Dio? O c'è incredulità? Signore, liberaci dall'incredulità. Vogliamo accordarci questa sera per chiedere liberazione al Signore, per chiedere guarigione, per chiedere salvezza per i nostri figli. Amen. Vogliamo chiedere al Signore quanto abbiamo di bisogno, ma sopra di ogni altra cosa vogliamo chiedere al Signore di poter vedere la sua gloria nella nostra vita. Poi continua al versetto 20 e dice: poiché dove 2 o 3 sono riunite nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Io credo a questa parola. Amen. Non ho mai guardato al numero, anche 2 persone presenti in chiesa che cercano il Signore, che offrono il culto a Dio, che nella semplicità offrono il proprio culto al Signore. Il Signore è lì presente. Amen. E non vogliamo essere increduli, vogliamo dare credito a questa parola. Per fede crediamo che il Signore è qui, è in mezzo a noi. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Ancora qualche altro verso che dice Gesù, ancora in Giovanni capitolo 5 dal verso 44. Dice: come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Mi sta quasi rimproverando coloro che erano lì davanti a lui, e spesso Gesù era circondato da farisei, da persone che non credevano in lui ma che si professavano religiose. E Gesù dice così: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Cioè gli increduli, in questo caso i farisei, prendevano gloria gli uni dagli altri, innalzavano se stessi. C'era il capo dei farisei, quello più giù, gerarchia, non lo so com'era la gerarchia, ma una cosa è certa: prendevano gloria gli uni dagli altri invece di cercare la gloria di Dio. E Gesù dice: come potete credere se non cercate la gloria di Dio? Cercare la gloria di Dio è la strada giusta per allontanarci dall'incredulità e avvicinarci alla fede.
Perché la fede è certezza di cose che non riuscirai mai a vedere con i tuoi occhi. È certezza di cose che non si vedono, ma che si sperano. Amen? Quindi dobbiamo cercare la gloria di Dio. Questo significa che ogni qualvolta pieghi le ginocchia e vuoi pregare, se vuoi vedere quanto è grande Dio, devi cercare la sua gloria. Questo vuol dire che quando siamo radunati in chiesa, dobbiamo cercare la gloria di Dio. Invocare il suo nome. Amen? Alleluia. Così ci allontaneremo dall'incredulità. Alleluia. Paolo, apostolo del Signore, aveva un desiderio per la Chiesa. La sua conoscenza, la conoscenza che lui aveva di Dio era molto, molto profonda. Aveva fatto un'esperienza profonda e personale con il Signore. Lo aveva incontrato. Sappiamo, vero, la conversione di Paolo? Un giorno Gesù gli apparve in tutto il suo splendore, con la luce abbagliante che solo Gesù può avere. A tal punto che non riusciva più a vedere nulla, cadde da cavallo. Ma chi sei? Io sono quel Gesù che tu perseguiti. Perseguitava la Chiesa. Eppure Gesù si identifica con la sua Chiesa. Se tu tocchi la mia Chiesa, tocchi me. Io sono quel Gesù che tu perseguiti. Eppure nel suo intimo Paolo aveva veramente il desiderio di servire Dio. Aveva studiato la legge, era dottore della legge. Era un'autorità a quei tempi, Saulo da Tarso. Poi fu chiamato Paolo, una volta convertitosi. Amen? Ma quell'incontro con Gesù ha stravolto la sua vita. Lo ha cambiato. E tutto l'impegno che ha messo per perseguitare la Chiesa del Signore, da quel momento l'ha messo tutto il suo impegno, tutta la sua forza, tutto quello che era in lui, tutte le sue possibilità, l'aveva messo per servire il Signore, quel Signore che aveva incontrato. Amen? E avendo conosciuto il Signore in un modo così profondo, desiderava che anche le chiese, le comunità varie, potessero conoscere in lo stesso modo il Signore. La Chiesa del Signore deve conoscere profondamente il suo capo, il suo sposo, che non è il pastore, è Gesù. Il capo della Chiesa è Gesù. Gesù è lo sposo della Chiesa. La Chiesa è la sposa di Cristo. La Chiesa deve conoscere profondamente il suo Signore. Alleluia. E l'Apostolo Paolo scrive così agli Efesini. Al capitolo 1, versetto 15, c'è questa sua preghiera e poi continua ancora a parlare al capitolo 3, sempre facendo questa preghiera, confessando la sua preghiera per la Chiesa. Dice così: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Amen? Perché? Perché molte volte, spesso, la Chiesa non si rende conto dell'immensa potenza di Dio. E noi vogliamo superare questo ostacolo.
Abbiamo questa sfida davanti a noi, prima del ritorno di Gesù. Vogliamo vincere ogni incredulità. Ancora al capitolo 3, sempre agli Efesini, versetto 14, l'Apostolo Paolo scrive così alla chiesa di Efeso: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. E di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Vedete come l'Apostolo Paolo voleva che la Chiesa potesse ancora di più vedere e rendersi conto dell'amore di Dio. Tornando al testo che abbiamo letto, Gesù era tornato a Nazareth perché amava Nazareth. A me. E gli abitanti di Nazareth, non so come si chiamano, i Nazareni, non lo so. Comunque, gli abitanti di Nazareth non si sono resi conto che lì era tornato non il Gesù che avevano visto crescere, ma il Gesù, il Figlio di Dio. Alleluia. C'era lì Gesù, non ha potuto fare molte opere potenti, non l'ha potuto fare, voleva farli, ma qualcosa gli ha impedito di operare, l'incredulità. E noi non vogliamo impedire l'opera di Dio, vero? Con l'incredulità, anzi, vogliamo agevolare lo Spirito del Signore e dirgli: Signore, opera liberamente in questo culto. Opera, gestisci tu il culto. A me? È vero, c'è qualcuno che presiede, il pastore, ma il pastore cerca la guida dello Spirito Santo e desidera che ogni credente possa realizzare pienamente la larghezza, la lunghezza e la profondità dell'amore di Dio. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Voglio vedere tante opere potenti. Amen. Prima del ritorno di Gesù voglio ancora vedere cose grandi. Ed è per questo che voglio chiedere al Signore: Signore, fa che la mia incredulità rimanga sotterrata e non emerga mai. Voglio avvicinarmi ancora di più a te per fede, con la fede, tanto da poter dire: i miei occhi hanno visto il Re. È vero? Avete letto questa espressione nel Vecchio Testamento? I miei occhi hanno visto il Re. L'opera nostra è per il Re. Tutto quello che facciamo è per il Signore della gloria. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia.